Possiamo parlare di un vero e proprio rush finale. Certo, certo, e considerate che parliamo di cifre molto importanti, superano i 160 milioni di euro per gli enti della provincia di Treviso, quindi un investimento mai visto prima, molto importante, che si porterà a compimento. Sono mesi frenetici per le amministrazioni della Marca, impegnate a mettere a terra, questa del resto l'espressione più inflazionata, i progetti del PNRR, edilizia scolastica in primis, ma anche iniziative di rigenerazione urbana, vedi le mura di Treviso, non solo. Anche sul piano degli asili nido, che forse è quello maggiormente in difficoltà, soprattutto in prospettiva della gestione degli asili, sia per i costi di gestione sia per la denatalità che purtroppo porta meno bambini, meno iscritti. Le criticità finora emerse sono per lo più burocratiche, riguardano le procedure informatiche, quelle di rendicontazione, i cosiddetti SAL, lo stato di avanzamento lavori in campo, sottolinea Carlo Rapicavoli, segretario generale in provincia e direttore di ANCI Veneto, c'è un'autentica task force. Come provincia abbiamo aiutato i comuni attraverso la stazione appaltante. Tutti gli appalti, o quasi tutti, sono passati dalla provincia di Treviso come stazione appaltante e affidamento dei lavori. Come ANCI si sta cercando di assistere i comuni che sono maggiormente in difficoltà, soprattutto i più piccoli, dando supporto alle ragionerie o agli uffici tecnici. Si procede dunque, nella maggior parte dei casi il cronoprogramma sarà rispettato. Il 30 giugno 2026 è il termine ultimo per ultimare i lavori e poi collaudarli entro settembre. Contiamo di farcela, tutti i comuni e la provincia. Finito l'effetto balsamico, chiamiamolo così, del PNRR, resta da capire dove si potranno trovare le risorse per gli investimenti in tempi che restano di vacche magre per la finanza pubblica. È lo stesso piano a prevedere la riforma del federalismo fiscale. C'è già uno schema di decreto che prevede, per esempio per le province, la sostituzione di uno dei tributi, quello sull'RC auto, con partecipazione all'IRPEF. Questo rende maggiormente dinamica la possibilità nella gestione delle entrate e quindi finalmente forse si fa un primo passo, seppure molto limitato, nell'autonomia finanziaria che poi peraltro è prevista dalla Costituzione.